4 percorsi organizzati all'interno della meravigliosa conca del Vittoriese. E un ringraziamento sicuramente va alle aziende, agli sponsor, a tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione di questo grande evento. Ringrazio in particolare anche l'ufficio turistico, tutto il lavoro che è stato svolto, ringrazio tutti i volontari, gli accompagnatori e auguro a tutti di passare una buona giornata con noi a Rive Divine. A Rive Divine non poteva mancare il buon vino. Che cosa avete proposto oggi? Oggi abbiamo proposto il Verduzzo Trevigiano, che è una varietà autoctona e diffusa in tutta la provincia di Treviso fino a 20-25 anni fa, che adesso si sta quasi completamente perdendo. Per me è un ricordo di infanzia e sono innamorato di questa varietà e sto facendo di tutto per riproporla nel modo più interessante possibile. E questa è un'occasione straordinaria per noi, che siamo comunque un'azienda di pianura, di venire a presentare le nostre produzioni in un luogo fantastico come questo e un evento veramente sorprendente. A Rive Divine anche l'olio è protagonista. Che cosa avete raccontato ai partecipanti? Abbiamo un po' raccontato la storia di Tapa Olearia, che è la cooperativa della Pedemontana Trevigiana, nata nel 2003, e poi abbiamo raccontato che abbiamo 500 soci con 2 frantoi, uno a Cavaso del Tomba dove ha la sede la cooperativa e uno qui a San Giacomo di Veglia, 2 frantoi analoghi che producono olio extravergine di oliva di alta qualità. E abbiamo parlato dell'olio, appunto, che è un olio eccellente, riconosciuto, gli assaggiatori lo certificano sempre senza difetti, con polifenoli alti, con tutte le caratteristiche salutistiche che ha l'olio, che non è solo un condimento ma è veramente un alimento che è in cima alla piramide alimentare della dieta mediterranea. Rive Divine 2026, un'importante iniziativa per la promozione e la valorizzazione del territorio. Sicuramente, e lo dimostrano il fatto che ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, sempre con grande successo di partecipazione, e il fatto che aumenta sempre di più la percentuale di persone al di fuori della provincia di Treviso, ma soprattutto al di fuori della regione Veneto, che arrivano per visitare il nostro territorio, conoscerlo meglio e degustare le tante produzioni di eccellenza che ci caratterizzano. Qual è l'importanza di questo tipo di iniziative? Sicuramente conoscere meglio il territorio, apprezzarlo, approfondire tutti gli aspetti legati alle grandi produzioni di eccellenza di questo territorio, che sono tantissime, e rimarcare ancora di più il fatto che Vittorio Veneto è sia città del vino sia città dell'olio, quindi 2 identità forti che diventano particolarmente attrattive se legate a iniziative molto votate alla qualità, come è Rive Divine. Nuova tappa di Rive Divine, ci troviamo all'azienda agricola Panegai. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Noi abbiamo offerto una serie di antipastini, come bevande abbiamo fatto un buonissimo tè alla menta dissetante con la nostra menta piperita, e poi abbiamo offerto una torta salata alle verdure, una focaccia fatta in casa e la crostata con la confettura di albicocche. Le iniziative come Rive Divine sono importanti perché si riesce a far conoscere bene il territorio, soprattutto sia dal punto di vista enogastronomico, quindi le eccellenze che abbiamo sia come vino sia come cibi, e anche e soprattutto per far vedere il bellissimo paesaggio che abbiamo. Anche quest'anno a Rive Divine la vostra azienda che cosa ha proposto? L'azienda ha proposto naturalmente il solito DOCG, abbiamo il Brut, perché credo che l'espressione del Brut sia il prodotto che dia una buona risposta al consumatore in pratica. Come territorio è il vino secondo me molto più indicato. Ho messo un po' di vin col fondo, classico Glera, perché la tradizione bisogna non dimenticarci e portarla avanti, insomma, ecco. Da dove venite?
Coltura. Pordenone. Come mai a Rive Divine? È la seconda volta e lo conoscevo già, è una bella esperienza, da consigliare e da provare. È un'esperienza particolare, bisogna valorizzare questo tipo di proposte. Bravi. Voi da dove venite? Noi veniamo dalla California, precisamente vicino a San Francisco. Quanto è bello poter godere del nostro territorio. È sempre bello, sempre, si torna sempre a casa. Consiglierebbe questo tipo di esperienza? A chiunque, perché è ben organizzata, perché si vive il paesaggio e poi quello che ci offrono, quello che ci offre la natura è fantastico. È tutto bene, bellissimo qua, bellissimo, molto, molto bello, il panorama fantastico, vino incredibile. I nostri partecipanti sono partiti dalla Ghiandaia, che è la nostra nuova struttura alberghiera, 8 camere, colazione inclusa. Sono partiti da lì, hanno percorso le nostre querce secolari e sono arrivati direttamente alla nostra cantina. Che cosa avete proposto ai partecipanti? Allora, noi oggi proponiamo un primo, una crespella con le erbette primaverili e anche un pasticcio. Queste iniziative organizzate dalla Proloco sono importantissime per noi, per conoscere il territorio, soprattutto in queste zone che a volte non sono così tanto esplorate come il centro. Ad esempio, molti arrivano qui e sono delle persone locali, vivono nei dintorni di Vittorio Veneto, ma non conoscono l'antica quercia e non conoscono le nostre colline. Quindi quando si trovano davanti questo paesaggio rimangono sempre folgorati dalla bellezza del nostro territorio. Quindi è una grande opportunità per noi questo evento, quindi grazie insomma alla Proloco. Uno degli elementi imprescindibili di Rive Divine è lo spiedo. Raccontiamo che cosa vuol dire cucinare questa prelibatezza. Beh, allora sicuramente il sacrificio. Sono ore davanti al fuoco, quindi caldo sicuramente, e niente, poi un po' di impegno, insomma, dai. Però si fa volentieri, ecco. Per quante persone state preparando lo spiedo? Qui sono circa 180 porzioni, quest'anno un po' meno, però comunque dai, diciamo che basta e ne avanzano, ecco. Voi ogni anno avete questo compito di cucinare lo spiedo per tutti, qual è la soddisfazione e qual è il riscontro che avete dai partecipanti? Beh, allora la soddisfazione sicuramente c'è sempre stata ogni anno, in realtà stiamo sempre migliorando perché anche l'anno scorso hanno detto che era il migliore, quindi speriamo che quest'anno sia ancora un surplus, ecco, quindi sicuramente la soddisfazione c'è, quindi il sacrificio è ripagato, quindi tanto di cappello, ecco, sì. Ciao, sono di Monza. Che cosa avete fatto fino adesso? Camminato, bevuto, assaggiato, degustato, conosciuto. Tra le varie aziende che ospitano Rive Divine non poteva mancare Bellenda. Come sta andando? Ma sta andando molto bene, i due gruppi che sono già passati sono stati molto simpatici, molto carini, anche molto attenti ai nostri racconti sul territorio e ai nostri racconti sul vino, ovviamente. Che cosa avete offerto ai partecipanti? Beh, allora, come primo piatto, noi siamo la tappa del primo piatto del percorso Viola, abbiamo offerto da mangiare il pasticcio di erbe e invece come vino abbiamo voluto abbinare un Miraval Extra Dry, il nostro Extra Dry morbido, suadente, un sorso di relax. Secondo me
me vivere il territorio camminando, vedendo, ascoltando, annusando, facendo anche fatica, sicuramente ti resta molto più impresso rispetto a una semplice visione su televisione, su internet, sul cellulare, eccetera. Io faccio vedere i grappoli dell'uva, faccio sentire i profumi dei fiori, dell'erba, sono sensazioni che ti restano molto più di qualsiasi altro racconto tu possa leggere su internet. Direttamente da Pisa a Vittorio Veneto per Rive Divine, come sta andando? Benissimo, un'esperienza che consiglierei a tutti. Ci stiamo trovando benissimo con l'organizzazione e col percorso che ci hanno consigliato. Si beve e si mangia molto bene e i posti sono incantevoli. Quindi un'esperienza da consigliare, e finora qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Beh, sicuramente abbiamo apprezzato molto i calici che ci hanno offerto, perché insomma per gli amanti comunque del vino, del prosecco, è sicuramente molto gradevole, e anche i paesaggi incontaminati, molto puliti, silenziosi, perché cerca un po' di pace, sono perfetti. C'è tanti prosecco e anche bellissime persone, anche artigiani, e quindi siamo qua direttamente dalla Corea e anche altre persone dalla Ghana in Africa, quindi noi abbiamo bevuto 3 prosecchi, anche salami, anche tantissimo. Ci troviamo al Cortivo, un bellissimo agriturismo immerso in queste colline con vigneti stupendo. Abbiamo mangiato un buonissimo spiedo fatto da loro con le patate e continuiamo il giro. Il gruppo com'è? Il gruppo è tranquillissimo, camminano bene. Bello perché è tutta gente che non è del vittoriese, quindi molto curiosa di quello che sono le nostre colline e pieni di domande. E che cosa vuol dire fare l'accompagnatore per un gruppo del genere, anche se sappiamo che non è la prima volta? Allora, sempre come fosse la prima volta. Quest'anno percorso nuovo che non avevo mai fatto, quindi sempre bello e è sempre un'emozione, insomma, portare nei propri territori persone, soprattutto se non sono del posto. Siamo oggi in Mescita con l'Extra Brut Rive di Carpesica per iniziare, e poi con il Brut, quindi diciamo 2 tipologie di quello che è un Conegliano Valdobbiadene secco, che si combina comunque bene con il cibo che hanno avuto oggi, quindi lo spiedo e poi l'apertura di accompagnamento. Un'iniziativa Rive Divine grazie ai volontari della Proloco che mira a promuovere il nostro territorio. Assolutamente sì, un'iniziativa molto importante. Noi siamo partiti dal primo anno e siamo contentissimi che la Proloco stia continuando, e vedo che anche ampliando l'offerta è un'iniziativa che sicuramente aiuta moltissimo. Abbiamo bisogno di queste situazioni per far conoscere il territorio che merita e che ha bisogno di essere valorizzato come si sta facendo oggi. Oggi siamo alla penultima tappa del percorso Viola in località Confin di Vittorio Veneto presso l'azienda agricola Altea, e oggi a chi arriverà da noi offriamo un dolce che è lo stile del dimere, accompagnato dal nostro biscotto zaeto di farina di polenta e ovetta, e tutti e 2 accompagnati dalla nostra crema allo zabaglione dalla pasticceria Sandro di Vittorio Veneto. E per accompagnare il dolce abbiamo messo a disposizione il nostro Conegliano Valdobbiadene superiore di ACG nella versione extra dry. Allora, Roberta, cosa hai preparato oggi in abbinamento al mio vino? Abbiamo fatto una frolla di mandorle friabile con un gelato alla ciliegia, visto che siamo alla stagione delle ciliegie. E io ho proposto quest'anno il mio nuovo vino, che è un mio spumante dry, Prosecco Conegliano Valdobbiadene, Prosecco superiore di OCG. È una collaborazione bellissima questa, e che dire, viva le donne! Grazie! sì, e viva noi! Siamo giunti alla fine del nostro racconto di Rive Divine. Com'è andata? Un bilancio di questa edizione 2026.
una giornata e una serata di ieri sera, almeno a sentire dall'opinione dei partecipanti, fantastica. Abbiamo raggiunto i numeri dello scorso anno, abbiamo una partecipazione ormai, posso dire, internazionale, con persone che magari casualmente sono dalle nostre parti ma hanno scelto di partecipare all'evento, come i coreani, gente degli Stati Uniti, ma quello che è importante è capire che più del 60% di persone vengono dalla zona, da di fuori della provincia di Treviso. Vuol dire che stiamo lavorando bene all'evento, che è arrivato alla 12ª edizione e che grazie alle aziende partecipanti aumenta di qualità, e pur non aumentando di granché i numeri, ma queste sono scelte che facciamo per mantenere un target e una qualità elevata, possiamo solo dire di guardare in maniera ottimistica nel futuro. Grazie. E si conclude qui il nostro reportage direttamente da Rive Divine 2026. Vi abbiamo mostrato alcune delle tappe che hanno visto come protagonisti i partecipanti. Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per una giornata riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti voi per averci seguito. Appuntamento a Rive Divine 2027. Cari amiche e cari amici della Tenda TV, siamo a Gemona e siamo qui per raccontarvi il raduno triveneto degli alpini. Tanto tuonò che piove, diceva qualcuno, e non mi sto riferendo alle gocce di pioggia di ieri sera, del sabato, ma insomma siamo stati richiesti a gran voce, noi della Tenda TV, che pensavamo di svignarcela in questa occasione, e quindi siamo qui con Larry Zago. Facciamo finta di niente. Come è andata in questi giorni e soprattutto come è stato l'arrivo a Gemona? È andato tutto molto bene, un bel caldo torrido, poi ieri sera fortunatamente ha rinfrescato, che quindi oggi si riesce a fare una sfilata con un'atmosfera e con un clima molto buono. Tu come sei arrivato a Gemona? Io sono partito da Vittorio Veneto a piedi e sono venuto qui a Gemona, e lungo il cammino naturalmente si sono aggiunti altri alpini e quindi abbiamo fatto Gemona, Montereale, e doveroso fermarsi a Pinzano, dove era il cantiere numero 10, dove i nostri soci di Vittorio Veneto hanno collaborato per la ricostruzione post terremoto. Un raduno appunto che ha un valore tutto particolare legato al 50° anniversario del terremoto del Friuli, quindi una valenza particolare. Si sente anche così, parlando con i vari alpini, che questo raduno ha un qualcosa di diverso. Assolutamente sì, quando abbiamo passato il tagliamento, quindi passati dalla provincia di Pordenone alla provincia di Udine, c'era la gente che ci applaudiva, che ci suonava, e abbiamo avuto un'ottima accoglienza, è stato uno spettacolo venire qui a piedi, veramente. Tu adesso sfilerai con appunto i cantieri che hanno collaborato alla ricostruzione del terremoto, e poi ci sarà invece la sfilata normale con la sezione. Sì, oggi la sezione di Vittorio, come tante altre sezioni, fanno la doppia sfilata, quindi onoriamo i nostri oltre 170 volontari che sono andati a Pinzano a lavorare, e dopodiché c'è la classica sfilata dove i nostri alpini numerosissimi oggi sono qui per rendere onore al Friuli. Grazie Larry, e l'ultima domanda è: perché senza la Tenda TV non si poteva fare questo raduno triveneto? La domanda sorge spontanea. Allora, la Tenda TV è stata richiesta a grande voce da tutte le altre emittenti
televisive da Antena 3 a Telechiara, Canale 5, Rai 1. Sì. Tutti chiedevano dove era Federico, alla fine ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portato a Gemona anche oggi e ringraziamo tanto Francesca. Grazie e buona sfilata. Abbiamo detto un raduno caratterizzato dal ricordo del terremoto del Friuli. Ovviamente siamo qui in rappresentanza appunto di chi ha lavorato nei cantieri. Allora, com'è stata questa esperienza? Ma esperienza senz'altro positiva. Il tempo non era tanto, per cui ho dato quello che ho potuto. E oggi mi hanno richiamato qui per sfilare con i lavoratori che hanno a quel tempo dato una mano grossa. E il ricordo di quella volta operare in queste terre martoriate? È stato duro anche perché quel giorno che c'ero io c'è stata un'ulteriore scossa di terremoto e l'ho sentita particolarmente forte, quindi me lo ricordo molto bene. Grazie di questa testimonianza, proseguiamo. Com'è stato lavorare nel cantiere della ricostruzione? È stato un colpo al cuore perché vedere questa ferita dove hanno fatto la naia e vedere tutto distrutto non è andata giù. In modo, nel cantiere abbiamo tirato sul morale il popolo, cioè la gente, e abbiamo noi praticato, facevamo manuali sui tetti delle case di Pizzano e Torni. Vi siete rimboccati le maniche e avete dato qualcosa a questo territorio? Sì, molto. E loro ci hanno dato molto a noi. E l'emozione traspare anche nelle vostre parole. Andiamo avanti, il ricordo. Beh, guarda, io ero molto giovane a quegli anni. Purtroppo eravamo tanti di quelli che erano assieme a noi, ormai se ne sono andati avanti. Abbiamo un ottimo ricordo di tutto quello che è successo, accoglienza eccezionale, con quel poco che avevano ci davano di tutto, guarda, perché veramente un'accoglienza, noi abbiamo fatto quello che potevano fare. E cosa avete fatto? Qual è il ricordo del lavoro di quei giorni? Ma guarda, noi eravamo a lavorare, un giorno eravamo dove c'era anche un matrimonio, avevamo fatto il tetto di una casa, il giorno dopo invece con una coppia di anziani, che poverini ci avevano dato tutto quello che avevano là in cucina, avevamo sistemato grondai e tetto, avevamo sistemato, ma un'accoglienza strepitosa. Proprio veramente uno ad oggi si ricorda come fosse quel momento là. È stata un'accoglienza da parte del popolo friulano favolosa. E a distanza di tanti anni vedere insomma che questo territorio si è ripreso al 100%, oserei dire, e l'emozione di tornare qui. Io ho fatto la naia, l'ho fatta anche qui a Venzone e mi ricordo che non c'era niente in piedi, adesso è uno dei più bei borghi. Gemona l'hanno tirata su in una maniera eccezionale, bellissima. Ieri ero su al Duomo, il Duomo è stato rifatto in maniera splendida, quindi cosa dire di più, un popolo favoloso dove si è rimboccato le maniche e difatti ha dimostrato, penso a tanti, no? Che se si vuole si fa. Ecco. Un buon esempio esatto di come ricostruire e ripartire dopo una tragedia. Ecco, questo guarda, esempi che oggi sarebbero anzi da far conoscere ancora di più, no? Visti i momenti che stiamo vivendo, no? Perché veramente impariamo dal popolo, dai furlani. Grazie e buon raduno. Sì, grazie mille a voi. E siamo qui con un altro dei vicepresidenti della sezione ANA di Vittorio Veneto, Andrea Pagotto. Allora, come sono andate queste giornate e tra pochi istanti si sfila? Sì, tra pochi istanti si sfila, si respira un'aria particolare questi giorni, bello, territorio alpino, territorio che sente la presenza degli alpini da sempre e quindi si è percepito un qualcosa di particolare in questi giorni. Sì. E poi il ricordo, l'anniversario del tragico terremoto del Friuli. Sì, ieri per esempio sono andato anche a vedere a Venzone il museo dedicato al terremoto e vederlo sicuramente crea emozioni, non oso immaginare viverlo.
abbiamo qualcuno che lo ha vissuto in sezione e già ascoltare quando racconta cosa succedeva in quei momenti è da brividi. L'abbiamo sentito appunto poco fa e le emozioni sono ancora vive e penetranti. Diamo qualche numero, quanti saranno i vittoriesi in sfilata oggi? Noi abbiamo fatto delle previsioni in questi giorni e pensavamo a grandi linee sui 300, ho l'impressione che siamo qualcuno in più, proprio per testimoniare che è ancora molto sentita e la voglia di partecipare c'è. Buona sfilata. Grazie. Sindaca, a Gemona con gli alpini della sezione di Vittorio Veneto state per sfilare. Sì, a breve sfileremo, è sempre un'emozione grande, oggi fa caldo, però insomma siamo forti, siamo fieri di essere qua e rappresentare appunto la sezione degli alpini di Vittorio Veneto. Saluto tutti i gruppi di appartenenza territoriali, è sempre un piacere esserci. È un mix ovviamente di amicizia, goliardia, ma anche momenti molto profondi, in questo caso il ricordo della tragedia del terremoto del Friuli. Beh, innanzitutto sì, quella tragedia insomma ci ha colto tutti nel segno, nel cuore, la portiamo con noi in memoria, e anche il grande contributo che gli alpini hanno dato per la ricostruzione, ma non solo gli alpini, è da esempio per tutta l'Italia e resterà sempre un momento importante nella nostra storia. E siamo qui con l'alfiere della sezione di Vittorio Veneto. Allora, è tutto pronto per la sfilata? Come sta andando? Come sono andati questi giorni? I giorni sono andati benissimo, oggi ho anche la voce a differenza di altre adunate, se vi ricordate. Fa caldo ma bene, bello, noi siamo abituati, siamo veri alpini, grazie. La particolarità di questo raduno triveneto col ricordo del terremoto? Io purtroppo ho fatto la naia qui a Gemona e a Lagoi Pantanali nel 78 e ho visto cosa erano rimaste delle case. Purtroppo ho un ricordo bruttissimo e anche bello allo stesso tempo, perché ho visto adesso la rinascita di un paese fatto come Cristo comanda. Siamo con l'assessore di Vittorio Veneto Barbara Denardi, che sfilerà davanti al gonfalone dei Cavalieri di Vittorio Veneto in questa adunata di Gemona. Sì, ormai è una tradizione la presenza del gonfalone nazionale dell'associazione, che gli alpini con tanto orgoglio e con tanta passione portano ogni anno sia alla Triveneta sia alla nazionale, per ricordare la storia e per portare avanti i valori che ci sono stati, il ricordo di quello che è avvenuto e l'amore, come dicono giustamente gli alpini, per la pace, nel ricordo della tragedia del passato, perché non si riporta mai più. Con gli alpini c'è sempre un bel clima di amicizia, goliardia, ma ci sono anche delle riflessioni su tematiche importanti come il ricordo del terremoto qui a Gemona. Assolutamente, è un terremoto che porta poi alla nascita della protezione civile, che segna uno dei momenti di solidarietà, uno dei tanti momenti di solidarietà che hanno caratterizzato la storia dell'Associazione Nazionale Alpini, ma che caratterizza anche le altre associazioni d'Arma, e che continua un filo indelebile e che non si rompe mai tra il passato, il presente e il futuro. A Genova ci siete mancati, voi in particolar modo, ma soprattutto i vostri cari muli. A Gemona si recupera? A Gemona si recupera, sì. No, a Genova c'eravamo, ma purtroppo c'eravamo noi e basta. I muli purtroppo non sono venuti per le vicende che ormai tutti sappiamo che nessuno vuole più rivangare, perché acqua passata non macina più. Però qui ci dovevamo rifare, noi siamo qui con tutta la squadra, tutti i conducenti, tutti quanti e soprattutto tutti i muli. Abbiamo tutta la scuderia completa, sono tutti e 6, per cui stavolta si vuol fare bella figura. Quindi il glorioso reparto Salmerie della città di Vittorio Veneto, della sezione di Vittorio Veneto, quest'oggi sfilerà in pompa magna. Certo, ci siamo davvero tutti, per cui stavolta siamo qua per fare il nostro dovere, quello che è giusto che facciamo, perché la gente ci aspetta. Ieri abbiamo fatto una passeggiata per Gemona, bellissimo, perché la gente viene là, ti applaude, hanno piacere vederci, quindi è bello esserci.
Sarebbe stato bello anche a Genova, perché a Genova alla fine della sfilata veramente si vedeva che mancavano, però purtroppo lì non è stato possibile, ma qui siamo in terra alpina, qui non ci ferma nessuno. Qui non vi ferma nessuno. Allora andiamo proprio qui, insomma siamo in un posto pericoloso, quindi vieni anche. Allora presentiamo ai nostri telespettatori i veri protagonisti. I veri protagonisti, allora si parte da qua che abbiamo la Viola. La Viola che è un pochettino agitata adesso, ma insomma abitualmente è una mula sempre tranquilla, adesso un po' a forza di aspettare cominciano un po' a stancarsi che loro. Poi chi abbiamo? Poi di qua abbiamo Tamburino, anche se è su un'altra insegna, comunque lui è Tamburino. Questo qui è uno degli ultimi arrivati, anche questo, ne abbiamo tre nuovi perché ne avevamo abitualmente 4, poi purtroppo la Mila è morta, è venuta a mancare, è andata avanti come diciamo noi, anche lei, e ne abbiamo altri 3, per cui abbiamo una squadra da 6 in questo momento. E poi andiamo qui dietro chi abbiamo? Oltre a Tony De Luca che poi andremo a sentire. Tony De Luca sicuramente abbiamo, però qui abbiamo la Fanny in particolare, lei è la più giovane, ultima arrivata anche lei, e una mula di 5-6 anni, adesso non mi ricordo esattamente, è una mula giovane ma si fa, è bello, prima cosa che fa seria, prima adunata che fa, anche per lei è un debutto. Quindi debutto nelle adunate. E poi andiamo di qua, chiedo a Francesca di seguirci. Qui chi abbiamo? Questo qui è Giuseppe. Giuseppe è arrivato insieme a Fanny, anche lui è il debutto, lui invece è un mulo un po' più vecchio, lui ha qui, no, ne avrà 12, credo abbia 12 anni, adesso non vorrei dimenticarmi esattamente le date, però considerate che per un mulo 12 anni sono un'età matura attorno ai 30-35 anni, ecco, quello si può far stare. E concludiamo con? Beh, qui c'è la storia, qui c'è il biondo, Uto, lui si chiama Uto, in realtà è un mulo che si chiamerebbe Vulcan perché arriva dalla Francia, però tutti lo chiamano il biondo perché ha la criniera bionda, per cui per tutti è il biondo. In realtà manca la Marna che è da qualche parte perché sta andando in giro, eccola che è laggiù, è lì al sole, e la Marna è la decana, lei è la decana perché la Marna ha 25 anni e tu considera l'equivalente di un 75enne, ma in fiore. Molto bene, allora io vi auguro una buona sfilata, intanto ci spostiamo qui perché sappiamo che insomma non diamo fastidio agli animali, ecco, e ovviamente il ringraziamento immagino che vada anche a chi accudisce i muli giorno dopo giorno nel corso di tutto l'anno. Ma il ringraziamento va a tutta la squadra, i conducenti, chi li segue giorno per giorno, chi mette in ordine la stalla, chi organizza le cose, chi segue i finimenti, chi va in cerca dei mezzi, perché è diventato un problema anche questo, che è stato poi quello che ci ha fermato a Genova alla fine, perché avevamo rinunciato a tutto quanto e non si è più potuto riprendere. Però insomma dai, tutti danno una mano. E approfitto, faccio anche qui un appello come ho fatto in questi giorni. Se c'è qualcuno che ha piacere, che ama gli animali, ama quelle che sono le cose alpine, le tradizioni alpine, qui da noi si sta bene, è bello, è un lavoro, ma è un lavoro impegnativo, che però diverte, e per cui chi vuole noi siamo qua, vi accogliamo a braccia aperte, date un colpo di telefono alla sezione di Vittorio e poi vi indirizzeranno loro. E quindi con questo appello io ringrazio il reparto Salmerie di Vittorio Veneto, ma avevo visto Tony De Luca, quindi andiamo qua, seguiamo. Allora, abbiamo detto più volte, ci sono mancati a Genova, ma oggi il reparto Salmerie si rifà alla grande. Alla grandissima, fuoco facciamo oggi. E allora è sempre un'emozione vedere che anno dopo anno, da quella volta lontana, insomma ci sono state tante traversie, tanti trascorsi, però il reparto Salmerie riscuote sempre un enorme successo. Esatto, il reparto Salmerie vive e vivrà, senza il proprietario, però sempre avanti con il reparto Salmerie. I conducenti sono giovani e allora
È un buon segno. Un buon segno, ma io vedo che lei è sempre qui che sovrintende, però che tutto venga fatto nel migliore dei modi. Sicuramente, sono preparati al doc e speriamo bene. E avanti così. Io spero che il vento al venticello continui, altrimenti ci rinfreschi. Cadiamo per terra. Molto bene, intanto mentre ci sta salutando anche un nostro amico che accarezzo a nome di tutti i telespettatori della Tenda TV, da qui abbiamo finito, ma ci ricolleghiamo tra poco perché amica mi corregge ovviamente il buon Graziano, e quindi ci ritroviamo tra poco perché tra pochi istanti si sfila. Ciao a tutti, allora come rappresentante del Salmerie sapete l'importanza dei muli anche durante la Prima Guerra Mondiale, però qui abbiamo le portatrici carniche che avevano un'importanza ben maggiore durante la Prima Guerra Mondiale dei muli, in quanto loro arrivavano dove i muli non arrivavano. Quindi... Buongiorno, allora noi siamo le portatrici carniche, il gruppo storico di Timao del Museo della Grande Guerra di Timao. Facciamo parte, siamo circa una ventina, meno male, un po' di tutti i paesi e portiamo la memoria di queste piccole grandi donne che hanno fatto la storia, diciamo, perché loro portavano nei loro gei medicine, viveri, vestiti puliti, tutto quello che concerneva e veniva usato appunto al fronte per i propri soldati. Avevano ognuno la fascia rossa che apparteneva praticamente dove dovevano andare a portare questi viveri. Noi ricordiamo sempre una delle nostre, diciamo, storicamente caduta tramite un cecchino, la Maria Plozza Armentil, che è stata dedicata anche alla caserma a Paluzza.
Vittorio Veneto, città della vittoria. Un territorio segnato dalla storia, la piccola e la grande storia, che attraversando le vie di questo territorio hanno segnato i destini d'Italia, legandosi a vicende risorgimentali della prima e della seconda guerra mondiale. E allora ecco la fanfara che introduce lo sfilamento. Si vede arrivare a distanza il vessillo della sezione alpini di Vittorio Veneto. Le musiche tradizionali che attraversano le generazioni, come vediamo in questa banda. Il ritmo appreso, declinato sul campo nello sfilamento. Batti forte ragazzo, avanti tutta! Ed ecco la sezione alpini di Vittorio Veneto con i suoi 19 gruppi, con le sue 4 medaglie d'oro, con il suo territorio dalla Valle di Ceneda e Serravalle alle vette dei monti fino su verso il Cansiglio per toccare il San Boldo, la strada dei 100 giorni, miracolo ingegneristico, testimonianza concreta di un'esperienza di guerra vissuta e ancora rimasta nella viabilità di un territorio. E ancora i 100 gradini di Sant'Augusta, la presenza delle medaglie d'oro Tandura e Pagliarin, la presenza dei ricordi del Friuli. E allora ecco la figura del dottor Salvadoretti, personaggio carismatico, il dottor, il quale fa nascere il coro della sezione, ma soprattutto si applica nel cantiere numero 10 di Pinzano, dopo il terremoto del Friuli del 1976. Quello delle penne nere, a buon titolo, può essere allora un faro che illumina il cammino, laddove la sera scende, le incertezze si fanno largo, è necessario disporre di paracarri seri, ma di direzioni ben chiare, indirizzate dal faro dei valori che ci contraddistinguono, dall'esempio che da sempre portiamo avanti, dalla tradizione che rappresenta il cappello che portiamo, il cuore nel quale il tricolore batte forte e vive. Ecco allora il coro della sezione alpini di Vittorio Veneto, le loro cante, le prove estenuanti per esibirsi nei loro repertori e portare avanti la tradizione, rappresentando con la loro presenza una pagina di storia in musica. E chi canta sa l'importanza di mettere il noi davanti all'io, l'importanza di fare di tante voci singole una sola voce, trovando armonia, legandosi nei valori condivisi, nelle prove portate avanti, nel dovere che si confonde con le alte cime, ci spinge a salire sempre più in alto. E qui ci soccorrono i motti degli alpini, l'Ad Excelsa Tendo e ancora per aspera ad astra, andare al cielo attraverso le difficoltà, superandole senza farsi abbattere. E ancora l'importanza dell'esperienza del Bosco delle Penne Mozze, il ricordo di chi non c'è più, la cerimonia che ogni anno omaggia la memoria e la tradizione di chi ci ha preceduti. Sono tutti elementi, ingredienti semplici, profondi, di altissimo valore, che rendono grande la sezione alpini di Vittorio Veneto. E con la sezione di Vittorio Veneto anche le nostre madrine, anche le amiche e gli amici degli alpini, ed anche i cappelli sul cuscino, portati con rispetto, portati con amore, portati con la consapevolezza che così il cuore batte sempre forte. Là c'è la storia, là ci sono
genitori, ci sono amici, ci sono mariti, ci sono le glorie intime che ti fanno ritornare a quel senso del dovere che permea la nostra gente. Là c'è il valore anche delle salmerie alpine, c'è quella capacità e quell'intuizione che nel 1992 portò quel Gioruz Pien di Bez, che cammina oggi un po' affaticato ma ancora con la schiena dritta e orgogliosa, Antonio De Luca, ad acquistare all'asta in caserma a Belluno la bellezza di 22 muli per utilizzarli nei lavori forestali. Nasceva così il reparto Salmerie Vittorio Veneto, fatto da sconci veri, fatto da gente che sotto naia la fea al conduttore, al conducente, è fatto da questa bellissima colonna di muli che oggi testimonia e ricorda la grandezza di Iroso, l'ultimo di loro, l'ultimo mulo alpino che un po' alla volta ha trovato i suoi successori, con il più giovane di tutti in testa, tamburrino, e con gli altri, con gli attrezzi, le slitte da lavoro nei boschi, le botti, i caretelli per portare qualcosa da dissettare, il materiale veterinario e il materiale di sussistenza. E ancora una volta una piccola lezione da parte degli alpini: dove passano loro poi puliscono. Gli alpini non lasciano sporco né nel cuore né per terra. Siamo col presidente della sezione di Vittorio Veneto, Maurizio Casetta, al termine di una calda sfilata a Gemona. Sì, è stata molto calda, per fortuna ci hanno salvato gli alberi che abbiamo trovato lungo il percorso. È stata comunque una sfilata molto emozionante, visto anche il motivo per cui è stata fatta e voluta e desiderata questa donata, che è il 50° del terremoto del Friuli Venezia Giulia. Quindi un ricordo importante, tante emozioni in questi giorni. E com'è stato sfilare in una terra alpina? Beh, come sempre quando sfiliamo nella terra alpina, nella nostra terra alpina, perché Vittorio Veneto è stato sempre un bacino della Giulia quando c'era appunto il servizio militare, e quindi noi ritornare in questi luoghi per noi fa sempre piacere. Poi quest'anno, appunto, ripeto, c'era un motivo in più, che c'era il ricordo del terremoto, e noi come Vittorio Veneto, lo voglio ancora ricordare, siamo stati parte del cantiere numero 10 che aveva come base Pinzano, e abbiamo avuto circa 150 alpini della sezione di Vittorio Veneto che hanno lavorato intensamente in quel cantiere. Gli alpini della sezione come hanno risposto alla chiamata? Quanti erano in questo raduno? Prima abbiamo dato qualche numero con i vicepresidenti, adesso possiamo dare qualche numero più preciso? Beh, io ho cercato di contarli adesso le file, visto che erano per 6, ma credo che abbiamo superato abbondantemente le 350 unità, per cui è andata molto bene, ma ripeto ancora, questa è terra alpina, è terra dove noi abbiamo fatto la naia, per cui il ricordo e il piacere di ritornare in questi luoghi è sempre intenso per tutti quanti. Un saluto ai telespettatori della Tenda TV. Allora, un saluto a tutti quanti, un saluto anche agli alpini che per svariati motivi non sono potuti partecipare a questo bel evento, perché è stato veramente un grande bel evento, e ci rivediamo prossimamente sulla Tenda TV con la nostra penna nera e con i nostri ospiti. Grazie.
Tempo di estate, tempo di vacanza, tempo di attività più divertenti per i nostri ragazzi, per i giovani. Ritorno ancora a questa puntata della nostra rubrica A Tutto Grest. Oggi ci troviamo nell'oratorio Don Bosco di Mareno di Piave. Andiamo a conoscere questa nuova realtà, questa realtà del Grest parrocchiale che vuole animare la vita della parrocchia nel periodo di luglio. Un tempo in cui gli animatori possono mettersi a disposizione per le attività, per i giochi, per i ragazzi, un tempo dove i partecipanti, i bambini possono passare delle ore insieme. È un tempo in cui la comunità ritrova la bellezza di ritrovarsi insieme, di vivere dei momenti di condivisione, di gioia, che dicono di una chiesa che è ancora viva, di una chiesa che soprattutto d'estate mostra tutta la sua vivacità e il suo entusiasmo. Andiamo a vedere con le attività del Grest, a conoscere i protagonisti di questa esperienza. Spero, cerco, cos'è l'essenziale per me. Aurora è una dei responsabili del Grest qui di Mareno di Piave. Aurora, raccontaci come è organizzata la giornata di attività di Grest qui a Mareno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, il Grest inizia alle 3 del pomeriggio, abbiamo circa 40 minuti di introduzione in cui parliamo del tema e del momento di preghiera formativo con i ragazzi. Il tema dell'anno è il Piccolo Principe, quindi abbiamo intervistato vari personaggi della comunità chiedendo a loro che cos'è l'essenziale che è invisibile agli occhi, quindi sia persone laiche che di chiesa che hanno avuto vite diverse. Finito questo abbiamo le attività, dividiamo le medie dalle elementari e però entrambi svolgono le stesse attività in giorni differenti. Quest'anno abbiamo deciso di creare una scatola che sarà una scatola ricordo di quello che si porteranno a casa da questo Grest. All'interno verrà messo un sasso come segno di forza, di importanza, di solidità, una rosa proprio legata al Piccolo Principe e dei braccialetti fatti a mano per creare il legame che c'è col Piccolo Principe con la volpe, la rosa e il suo mondo e alla fine un portachiave. Questo verso le 5 pausa, merenda e poi i giochi fino alle 6 dove poi si conclude e arrivano i genitori a prenderli. Aurora, cosa si prova a organizzare il Grest, a lavorare con gli animatori e poi anche sicuramente cosa si prova a vedere il risultato, poi la presenza dei ragazzi, insomma la loro gioia e il loro ritorno per quello che fate? Beh, intanto è emozionante e è gratificante soprattutto perché è bello vederli qui correre, giocare, felici e con la speranza che si portino a casa qualcosa non solo a livello poi pratico e materiale, ma anche magari di amicizie e di legami. È bello quando esci e ti riconoscono e ti chiedono come stai, è bello, è una soddisfazione. È difficile, è impegnativo, ci vuole tanto lavoro, però dà grande gratificazione. Antonella, a te chiediamo come sta andando il Grest qui a Mareno di Piave. Diciamo che sono pochi giorni che è iniziato, però la preparazione logicamente è iniziata tempo fa con il percorso fatto agli animatori. Gli animatori sono giovani ma sono bravi, nel senso sanno tenere bene anche i ragazzini e per quanto riguarda i bambini si sa, i ragazzi sono ragazzi e quindi hanno la loro vivacità, però sta andando bene. All'inizio del Grest ogni volta la giornata si apre con un momento tutti insieme in salone. Ecco, che tema state portando avanti? Com'è che organizzate questo momento per i bambini? Allora il tema di quest'anno è il Piccolo Principe e quindi il momento iniziale che tutti in salone ci serve proprio per focalizzare il messaggio che il Piccolo Principe può dare e per far riflettere i bambini anche sul messaggio religioso che c'è all'interno del Piccolo Principe. E quindi è un piccolo momento di riflessione e di preghiera. Nel Grest, oltre ai momenti diciamo così tradizionali della preghiera, dei laboratori e anche dei giochi, fate anche qualche gita. Le gite in programma sono a Vidor, e poi a Nervesa e classica ormai da decenni, annuale quest'estate. Poi facciamo anche la festa del perdono a Motta di Livenza presso il santuario della Madonna e vediamo se riusciamo a organizzare anche una piccola uscita con i ragazzi delle medie.
cosa vuol dire addomesticare. Ivo, volto storico del Grest di Mareno di Piave. Il Grest è un'esperienza importante soprattutto anche per i ragazzi, immagino gli animatori che si impegnano durante l'estate per questa esperienza. Come vi organizzate con loro? Fate dei percorsi di formazione? Com'è la loro preparazione a questa esperienza estiva? Allora, durante l'anno la parrocchia offre il gruppo giovani il lunedì dalle 8:30 circa fino a quando si finisce, dipende anche dai temi, dalle attività che si propongono. Però ovviamente per il Grest facciamo qualcosa di più mirato, anche perché i temi variano ogni anno. Di solito che prepara che prepara i ragazzi che poi faranno gli educatori, gli animatori, è Tatiana, la maestra Tatiana. E sono 3 incontri di preparazione, però poi noi siamo anche sempre aperti anche ad accogliere i ragazzi che arrivano, che hanno magari il desiderio di fare un'esperienza. E anche per questo motivo qua che ogni giorno alle 2 ci troviamo una mezz'oretta, di solito in chiesa, e la facciamo un momento di preghiera e un momento di formazione legato proprio al tema che stiamo vivendo, alla giornata che faremo, che vivremo. Il Grest di Mareno di Piave, abbiamo visto tanti ragazzi, tanti animatori. Quali sono un po' i numeri di questi ragazzi, i numeri dei partecipanti? Allora, i ragazzi sono 104, non sono ovviamente sempre tutti i giorni presenti perché hanno anche altre attività. Gli animatori sono 27 con noi grandi e sì, questi i numeri. Cosa ti porti a casa ogni anno dal Grest? Quanto è importante questa esperienza anche per te? Quale segno soprattutto lascia questo anche ad una comunità in questo tempo estivo? Una volta quando ero più giovane magari dicevo che il Grest serviva fin là, era un'esperienza estiva, un po' come una storia estiva. E invece no, il Grest può essere un'occasione valida per incontrare genitori, ragazzi che non si vedono durante l'anno, e un'occasione opportuna per seminare bene, fare del bene, anche evangelizzare se serve. Quindi io mi porto a casa sempre la gioia dei piccoli e dei grandi. Si impara tantissimo da entrambi, sia dai ragazzi che dagli educatori. Alberto, il Grest di Mareno di Piave, perché venire al Grest? Perché è un modo per divertirsi e stare insieme ad amici. Ho visto che molti di voi hanno addosso delle fascette, dei nastri colorati. Come mai? Perché sono segno della nostra squadra. Voi animatori siete tra i protagonisti di questo Grest. Alison, come sta andando questa esperienza? Allora, i primi giorni sono cominciati bene, devo dire, i bambini sono energici come sempre ed è bello apprezzare questa loro dinamicità e stanno mettendo alla prova anche noi animatori che aiutandoci riusciamo a gestirli comunque. Melissa, come sta andando per te invece questa esperienza? Dai, anche per me è andata bene. I primi giorni sì, sono sempre un po' difficili, i bambini hanno bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, quelli nuovi che fanno Grest per la prima volta, o ambientarsi anche nella squadra perché hanno tanta gente che non conoscono, ma anche tanti amici in realtà. Il primo giorno di solito facciamo sempre un grande gioco, mi pare sia andato tutto bene. Da ieri siamo partiti invece con i laboratori, ci sono sempre un po' di difficoltà ovviamente nella gestione e l'organizzazione certo di tutto quanto, però posso dire che in generale sta andando tutto bene per adesso. Perché una giovane dovrebbe passare un mese della propria estate a fare l'animatrice? Nel mio caso trovo bello fare l'animatrice per rendermi utile e spendere il mio tempo per gli altri e renderlo fruttuoso, anche se appunto è volontariato, nessuno ci ha costretto a stare qua, è bello poter condividere questa esperienza sia con altri ragazzi della mia età che con altri bambini e scoprire anche magari nuovi lati di me. Per te, Melissa? Anche io posso dire un po' la stessa cosa, diciamo, è sempre bello mettersi a disposizione sia per i bambini sia anche per gli altri animatori. Io e Alison ormai siamo qua
da un po' di anni siamo una tra le più grandi e è bello passare tempo sia con gli altri animatori, vedere in quanti i ragazzi si mettono a disposizione per questo periodo di luglio per fare il Grest e passare il tempo anche con i bambini. Per loro infatti siamo figure di riferimento, quindi non siamo qua solamente per guardarli e tenerli al Grest, ma anche per insegnare. Quindi è proprio una cosa dal quale noi stessi anche possiamo imparare qualcosa, perché i bambini si imparano da noi, ma noi anche possiamo imparare dai bambini. A voi domando che cosa c'è di bello al Grest di Mareno? I giochi che si organizzano molto, sono preparati. Ho visto che è una maglietta particolare, speciale. Cosa vuol dire? È la maglietta di quest'anno del Grest e diciamo che il tema è il Piccolo Principe. Perché venire al Grest? Perché è un tempo per conoscerci tutti e anche persone che non conosciamo e fare nuove amicizie. Perché è un posto dove possiamo rincontrarci con i nostri compagni di classe, soprattutto quando sei alla fine della terza media o della quinta elementare, per rincontrarli. Daphne, hai questa bellissima scatola che avete preparato, a che cosa serve? Per mettere dentro delle cose che faremo nei prossimi giorni. E oggi cosa state facendo? Stiamo creando delle rose. Al Grest non ci sono solo i laboratori che impegnano i ragazzi nelle attività più manuali e creative, ma come ingrediente necessario sicuramente ci devono essere i giochi. Andiamo a conoscere più da vicino queste attività che arricchiscono il Grest. Nicola, responsabile dei giochi, delle attività sportive del Grest di Mareno di Piave, quali sono i giochi che preparate per i vostri ragazzi? Si passa dai giochi più comuni, come può essere il calcio, la pallavolo, al rubba al fazzoletto, se no adesso abbiamo anche inventato il gioco del tris con i cinesini, altrimenti abbiamo anche il gioco aquilone, il gioco dei birilli, il bowling. Quali sono i giochi o qual è il gioco che piace di più ai bambini? Penso che questa sia una domanda abbastanza facile. La palla avvelenata è il gioco che ogni volta li entusiasma incredibilmente. Nicola, come sta andando il Grest? Come ti trovi in questa esperienza? Questi primi giorni stanno andando molto bene, sono molto felice, vedo l'emozione dei ragazzi, sono proprio contenti di essere qui. Anche noi animatori cerchiamo appunto di aiutare, di trasmettere la nostra felicità, la nostra passione per quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando. E sicuramente si vede nei voti dei ragazzi che ci mettete impegno e passione. Chloe, questo è il tuo primo Grest o ne hai fatti altri? È il mio quarto Grest, quindi ne ho fatti già tanti e mi è piaciuto tanto. Allora ogni anno torni in oratorio durante l'estate per questa esperienza. Che cos'è che ti piace di più del Grest? Mi piacciono i bambini che sono sempre molto gentili, danno una mano a tutti e gli educatori e chi lo organizza. Don Mario, parroco di Mareno di Piave e di Soffratta, ogni anno arriva l'estate e arriva il Grest. Questo momento ravviva le nostre comunità, le parrocchie. Cosa vuol dire vivere questa esperienza all'interno dei nostri oratori? Vuol dire aiutare i ragazzi a vivere con una certa dignità il tempo che hanno libero, perché soprattutto i ragazzi adolescenti non sanno dove andare, non sanno cosa fare e questo è un problema. Arrivando qua si impegnano e quindi danno anche un po' di senso a questo tempo libero. Gli animatori non solo vivono l'esperienza del Grest, ma anche il mese prima sono preparati con gli incontri di formazione e poi preparano tutto il materiale che è necessario per fare bene il Grest. Ecco, quindi l'attività non è soltanto quella del Grest, ma anche del mese prima. Appena finita la scuola, insomma, fanno tutto questo. Don Mario, un'estate particolare questa forse, no? Da parroco, dato che con settembre, ottobre, insomma con il prossimo autunno ci sarà anche un cambio, ecco, all'interno di questa parrocchia sarà affidato un altro incarico al nostro Don Mario. Mi sono messo a disposizione del Vescovo
e con Don Alberto abbiamo parlato insieme, ci conosciamo da tantissimo tempo e quindi vedremo cosa poter fare. Ecco. Grazie e un saluto magari ai nostri telespettatori. Ai telespettatori.